Allora, le due prime ricette del corpus, cioè per fare olio di zagara e per fare olio di gelsomino, propongono la preparazione di un olio di mandorle all'essenza di fiori di zagara e gelsomino. È un olio utilizzato per aromatizzare varie pietanze e probabilmente anche sorbetti, sebbene l'abitudine del cosiddetto bere fresco sia documentabile solo a partire dalla seconda metà del Cinquecento. L'essenza di zagara è uno degli ingredienti principali anche della terza ricetta, fare pasta di zagara, che è un impasto a base di mandorla profumato e fiori d'arancia. Dunque, una pasta di mandorla all'arancia, variante più ricca e delicata di quella di quanto sia la comune pasta di mandorla destinata alla preparazione di dolci di vario tipo. La ricetta illustra un procedimento che non è riscontrabile in altri ricettari, dunque è un unicum, anche se una pasta piuttosto simile, ottenuta mescolando le mandorle con zucchero, acqua di rose, acqua di fiori di citrangolo, è presente in un altro testo più o meno meridionale non siciliano, cioè gli apparecchi per la preparazione delle pastatelle di zucchero. La ricetta sulla cotognata è in siciliano e la cosa interessante è che vi si parla di una cottura al forno, preparazione non molto diffusa fino alla fine del secolo XVIII. Interessante la raspata. Cos'è la raspata? Anche questo procedimento è scritto in latino. È un procedimento per ottenere un vino con graspi d'uva, mosto e acqua, bevanda dissetante dal sapore gradevolmente aspro e frizzante, attestata almeno fin dal XIII secolo, per quanto in realtà questa sembra essere la più antica ricetta che riguardi appunto le modalità di preparazione. La stessa preparazione con qualche variante, con l'aggiunta di un altro suggerimento non reperibile in altre fonti, si ripete poi con l'aggiunta appunto, se si vuoi fare per la estate mette l'acqua fredda, si ripete alla 10ª ricetta. Seguono altre due. Qui cambiamo completamente genere, vedete le ricette sono caoticamente inserite perché adesso passiamo alla quinta e la sesta che si occupano di insaccati di carne suina. Entrambe, tutte e due, mostrano analogie con la preparazione di mortadelle, tomacelli, cervellati e salsicce, che sono ampiamente documentate in tutte le compilazioni culinarie. La ricetta per fare mortadelli concorda con i dettami tradizionali sull'impiego di spezie e aromi e sulla cottura in acqua bollente, sebbene altri ricettari suggeriscano di cuocere i salsicciotti in padella o alla brace. Diverso invece è il ripieno dell'omento, composto non dal fegato, che generalmente costituisce l'ingrediente base delle altre ricette, ma d'altra interiore, cioè cuore, milza e pancetta, legate col sangue di maiale, componente poco comune in realtà in questa fase, che sostituisce invece l'amalgama consueto che era quello a base di uova e di formaggio.
La sesta ricetta appunto fornisce istruzioni molto sommarie su come ottenere salsicce che durano tutto l'anno, però non dà nessuna indicazione sulle modalità attraverso cui si ottiene questo risultato, cioè la stagionatura e la conservazione. Piuttosto complessa e artificiosa è anche l'esecuzione delle lasagnette che parano, cioè che sembrino, che paiano naturalmente cannella, cioè stecche ricavate da una pasta a base di cannella, di gomma adragante, zucchero e giulebbe rosato aromatizzato con muschio. Il muschio, come sapete, è una, cioè non è l'erba, ma è una sostanza tratta da ghiandole di mammiferi. Allora, la formula propone la manipolazione di un elettuario aromatico che in effetti è utilizzato originariamente come rimedio terapeutico. Vedete in realtà poi appunto come si passa facilmente dalla farmacopea alla gastronomia. Questo testo, questo singolo artificiosa ricetta per la preparazione di lasagnette che sembrino che rechino una base a pasta di cannella, riflette il gusto tipico della cultura alimentare medievale e rinascimentale per la stupefazione, per l'alterazione degli ingredienti, per la mescolanza dei sapori o la trasformazione di cibi naturali in prodotti artificiali dalle forme abilmente e accuratamente elaborate, tali che destino sorpresa in colui che se le ritrova a tavola. Lo vedremo questo sommamente poi nel ricettario di San Martino. Ci sono delle ricette stupefacenti che devono destare la meraviglia. Le ricette esprimono una cucina quattrocentesca, sono copiate nel Cinquecento, diciamo, ma in realtà è una cucina del secolo prima, caratterizzata da un uso sovrabbondante di spezie, cannella, zafferano, pepe, noce moscata, chiodi di garofano, a loro volta retaggio di abitudini culinarie trecentesche, e aromi quale l'acqua di rosa o appunto il muschio, presenti ampiamente in altri coevi ricettari. Questo modesto, piccolo ma prezioso corpus culinario siciliano mostra inoltre una forte impronta meridionale per queste talune importanti analogie con alcuni ricettari compilati in Italia del Sud, appunto, e per la peculiarità di alcuni ingredienti, gli oli essenziali di mandorla, di zagara e di gelsomino. Mancano tuttavia quelle erbe aromatiche mediterranee che erano state introdotte in un altro ricettario meridionale, cioè Mastro Martino, erano state introdotte come alternative più delicate al sapore intenso delle spezie, cioè nella cucina del meridione si lavora, diciamo, a cercare di sostituire le spezie orientali con delle erbe aromatiche mediterranee.